Buonasera Leandro Maggi, buonasera da Taglio di Po, siamo con il sindaco Francesco Siviero e il nuovo presidente della Proloco, che poi è la nostra grande conoscenza, il Roberto Prescendi. Vi state presentando un bel calendario per questo Natale, tra l'altro un calendario che vede coinvolto non solo la Proloco ma tutte le associazioni, più di 10 associazioni. Taglio di Po è anche famosa per le associazioni, per averne tante, e quindi chiediamo al sindaco innanzitutto piatto ricco micificco. Adesso noi facciamo scorrere in fianco tutte le varie date. Come è nata questa collaborazione con tutte le associazioni? È un'idea nata 4 anni fa da parte dell'amministrazione comunale in collaborazione con l'Ora Proloco, per riuscire ad avere un calendario di eventi e per evitare fastidiose sovrapposizioni, soprattutto tra gli eventi, e per riuscire a avere un pacchetto completo che possa essere di tutta la comunità tagliolese, bloccato un po' dal coronavirus in questi anni, ma adesso siamo riusciti a ripartire alla grande. Ecco, parliamo con il presidente Prescendi. Lei è stato anche tra l'altro segretario nazionale della UNPLI per moltissimi anni, quindi la sua esperienza è decisamente importante, ma però lei è a capo di una nuova Proloco giovanissima, e quindi che entusiasmo portano le nuove leve e soprattutto la sua funzione quale sarà? Beh, ho trovato un gruppo di ragazzi, tutti in gran parte operatori economici, quindi abituati a muoversi, a districarsi fra i meandri della burocrazia, desiderosi di mettersi in mostra e di portare a casa dei risultati. Io faccio niente più che il timoniere di una nave dove i vogatori sono loro, proprio alla luce della mia esperienza, perché sono in larga misura digiune di vita associativa e di confronto. Però è un gruppo che finora ha dimostrato grandi entusiasmi, grandi volontà e anche voli pindarici di un certo tipo che cerchiamo di concretizzare. Stiamo acquisendo credibilità attraverso le azioni che faremo. Perfetto, stanno appunto scorrendo le varie date di questo calendario. Noi facciamo naturalmente i complimenti. È quasi praticamente un mese di attività, e questo non è poco, e ci fa piacere vedere questa simbiosi, questa sinergia tra comune e tutte le associazioni. Complimenti.